Ben ritrovati spettatori di Penalty on Demand, la trasmissione che parla del campionato di promozione ma anche del campionato di prima categoria. Siamo visibili sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo ma anche sulla pagina Facebook Penalty. Potete seguirci anche sul canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo, nonché anche in versione on demand sulla piattaforma HBB TV di 7 Gold canale 15. Trasmissione che parla dunque del campionato di promozione. Partiamo subito con i 4 gironi e partiamo con il girone A. Si è giocata la quarta giornata, subito i risultati. Bagheria batte Parmonval 2-1, Casteltermini batte Cus Palermo 2-0, Città di San Vito Lo Capo batte i Carenze 3-0, Alba Alcamo 1928 batte Marsala 2-0, Partinica Audace batte Camarat 2-1, San Giorgio Piana batte Giardinellese 2-1 ed infine Empedoclina batte Gemini Calcio 2-0. In testa a punteggio pieno questa settimana con 12 punti il San Giorgio Piana. Con 9 punti Città di San Vito Lo Capo e Parmonval, 7 punti per il Bagheria, 6 punti per l'Empedoclina. Con 5 punti Casteltermini, Gemini Calcio, Alba Alcamo 1928 e Cus Palermo, 4 punti per il Partinica Audace ed il Camarat, 2 punti per la Giardinellese, con 1 punto il Marsala, 0 punti per l'Iccarenze. Amici sportivi di Canale 2, benvenuti al Nino Lombardo Angotta di Marsala, dove sta per avere inizio l'incontro valevole per la quarta giornata del campionato di promozione Girone A, che vedrà impegnati sul verde prato del municipale di Marsala l'FC Marsala Calcio contro l'Alba Alcamo. Un incontro delicato, importante, 3 i punti in palio che possono servire a entrambe le formazioni e dunque il Marsala che si appresta ad affrontare una squadra ostica, difficile, allenata da un allenatore molto competente, mister Virga. Scopriremo i dettami tattici dell'allenatore azzurro, mister Brucculeri, in questa gara che vedrà un Marsala reduce dalla sconfitta fuori casa contro il Cus Palermo. Fischio d'inizio, è iniziata Marsala Alba Alcamo con i biancorossi in possesso della sfera che verticalizzano immediatamente. L'11 prende il palla, Caruso si invola sulla fascia sinistra, mette in mezzo, viene contrastato da Rallo Filippo che dunque concede una rimessa laterale, ma Alcamo subito aggressivo nei confronti del Marsala con questa sortita offensiva sulla fascia sinistra da parte del numero 11 Caruso. La palla che arriva al 5 biancorosso, un rimpallo favorevole che lo porta al cross, attenzione sempre al numero 11, tiro da parte di Caruso tra le mani, tra i guantoni di Barbera, mentre si avvicina al punto di battuta un altro calciatore, il 5 Riccobono. Vitrano lancia lungo, attenzione, solissimo l'attaccante dell'Alcamo, anzi il numero 7 Gallina, che di testa ha incornato la sfera, lasciato praticamente solo in mezzo all'area di rigore. Gallina, situazione offensiva per il Marsala con l'Alcamo che prova a spazzare via il pallone e adesso Iannotti se ne va, mette il cross in mezzo, colpo di testa, palla di pochissimo oltre la traversa. A Moscato in duello aereo contro Genesio perde il duello, a Moscato trova la via della rete. L'Alba Alcamo si porta in vantaggio quando siamo arrivati praticamente al quarto minuto di gioco. Una rete che a Moscato ha voluto fortemente, ha conquistato vincendo il corpo a corpo con il capitano azzurro Genesio, il quale si è lasciato probabilmente sorprendere dal rimbalzo. Palla che arriva dalle parti di Barbera, non c'è nessun elemento biancorosso. Barbera passa malissimo questa palla da Romeo e gli attaccanti biancorossi trovano la via del gol. 2-0 per l'Alba Alcamo, ha segnato il numero 8 Vivona e quindi gli alcamesi che trovano su questa incomprensione tra portiere e difesa, con Dario Meo che
è caduto a terra nella mischia, ma per il direttore di gara non è accaduto nulla, mentre Khaled perde palla. Attenzione, l'Alba Alcamo, Barbera, Barbera provvidenziale con questo intervento in 1 contro 1. Marsala si porta in avanti con Dario Meo scappa sulla destra. Dario Meo serve in mezzo a Vetrano che non riesce a ribattere a rete questa palla. Arriva Mento che prende la traversa. Mento. Dopo 5 minuti di recupero fischia il direttore di gara, il signor Lipari della sezione di Trapani, il termine dell'incontro tra Marsala e Alba Alcamo, che termina appunto con un risultato di 0-2. La vittoria è molto importante perché arriva contro una squadra che era a punteggio pieno, che è una delle migliori squadre di questo campionato, per cui siamo contenti per il risultato sicuramente. Un po' meno per come abbiamo gestito la partita, perché dopo un primo tempo dominante come quello che abbiamo fatto non possiamo rischiare alla fine di pareggiarla questa partita, perché è quello che stava succedendo, perché non siamo stati in grado di sfruttare le tantissime occasioni che abbiamo avuto nel secondo tempo di chiudere definitivamente la partita. Questo è un aspetto su cui dovremmo lavorare tanto con i ragazzi, perché questo è un campionato molto equilibrato che si gioca sui singoli episodi e partite come queste non si può rischiare di non vincere. I ragazzi ancora non hanno capito quanto sono forti, devono capirlo, devono avere la personalità di gestire meglio i momenti della partita e ancora questo step non l'abbiamo fatto, per cui oggi sicuramente ci prendiamo una vittoria importante di prestigio, ma sulle vittorie si deve anche ragionare e noi è quello che faremo, diciamo, da martedì. Ci prendiamo i 3 punti, siamo contenti e andiamo avanti sicuramente per il nostro percorso. Avevo detto ai ragazzi che oggi trovavamo una squadra agguerrita, uno perché comunque la partita precedente l'aveva persa in casa e poi si è all'eliminazione alla Coppa, quindi sapevamo di affrontare una squadra molto agguerrita e soprattutto all'inizio l'abbiamo pagata. Poi con l'espulsione siamo riusciti a fare il 2-1, ci siamo messi in partita, abbiamo subito le ripartenze come era normale, perché certe volte ci sbilanciavamo, però va bene così. Non siamo stati quelli che di solito siamo stati in queste partite, nel senso nelle partite precedenti a tratti eravamo padroni del campo, oggi è successo qualche volta, però pazienza. La conosco la mia squadra, nelle precedenti interviste ho detto che è una squadra che se non sta sempre, come dico io a loro, la lampadina accesa, ci perdiamo, perché ci sono magari anche dei ragazzini esperti. Vabbè, abbiamo fatto 6 risultati utili consecutivi, dopo 6 risultati è arrivata una sconfitta. Sono più rammaricato non per la sconfitta ma per come l'abbiamo approcciata e per le ammonizioni e per l'espulsione che abbiamo preso, che per altro, perché le sconfitte fanno parte di un percorso. E parliamo adesso del girone B del campionato di promozione. Quarta giornata anche per questo girone, subito il tabellino dei risultati di domenica.
San Fratello batte Atletico Messina 1-0, Promende Calcio Città di Mistretta 2-2, Gioiosa batte Sant'Angiolese 4-2, Aquila batte Lascari Cefalù 2-1, Nuova Azzurra Fenice batte Rosmarino 2-1, Città di Galati batte Nuova Rinascita 1-0 ed infine Valle del Mela Calcio batte Aluntina 5-1. Abbiamo una accoppiata in testa in questo girone B del campionato di promozione. Parliamo del Gioiosa e dell'Aquila con 12 punti, 9 punti Rosmarino, con 8 punti Città di Galati, 7 punti Valle del Mela Calcio, con 6 Nuova Rinascita, 5 punti per Città di Mistretta e San Fratello, 4 Aluntina, 3 punti Lascari Cefalù e Nuova Azzurra Fenice, 2 punti Sant'Angiolese e Promende Calcio ed infine chiude la classifica l'Atletico Messina con 0 punti. Pareggio per 2-2 tra Promende e Mistretta e primo punto casalingo per i giallorossi lucesi che interrompono così la serie negativa di 2 sconfitte di fila. Nel primo tempo sono subito i locali a provarci per 2 volte, con Carini prima, Randazzo risponde presente e impala poi il cui sinistro si perde di poco al lato. La risposta del Mistretta non si lascia attendere ed è affidata a Salerno che al 17esimo sfiora di poco il palo. 10 minuti più tardi il suo destro deviato si spegne sull'esterno della rete, mentre la sua conclusione ravvicinata al 35esimo trova l'ottima risposta di Benfatta. Prima dell'intervallo è invece l'estremo amastratino Randazzo a dire di no al destro da fuori di arena, ma il numero 1 ospite deve arrendersi nella ripresa quando al minuto 55 Carini con una spettacolare conclusione a giro infila nell'angolo alla sua sinistra il pallone che porta in vantaggio giallorossi e che è di fatto anche la prima rete in campionato realizzata dai giallorossi. Il Mistretta però non sta a guardare in 3 minuti dal 65esimo al 68esimo ribalta il match, prima con Gagliano che al volo col destro spedisce alle spalle di Benfatta l'assist di Salerno per la rete dell'1-1 e che gli vale come primo sigillo in campionato, e subito dopo si porta in vantaggio con il solito Salerno che da fuori mette alle spalle dell'estremo giallorosso il pallone del 2-1 a Mastratino e il suo terzo centro consecutivo nelle ultime 2 gare di campionato. Nonostante il contraccolpo la Promende riesce a rimettere tutto in parità al minuto 73 quando Arena di testa anticipa tutti e da pochi passi firma la rete del 2-2, il suo primo sigillo in campionato. Poi 2 minuti dopo locali in 10 uomini per l'espulsione di Giunta, allontanato dall'arbitro per doppia ammonizione, quindi il Mistretta tenta di approfittarne ma la botta di Salerno si stampa sulla traversa, mentre il suo mancino all'81esimo sorvola di poco la traversa. Infine al 95esimo espulso dalla panchina Giovanni Arena della Promende per aver probabilmente detto qualcosa di troppo. I giallorossi salgono in classifica, quota 2 punti, si portano invece a 5 gli amastratini. Si dimostra inarrestabile la corsa della Polisportiva Gioiosa che passa e rimonta anche alla Caldarera di Sant'Angelo di Brolo, confermandosi in testa al girone B di promozione in compagnia dell'Aquila a punteggio pieno. Un derby che però si mette subito in salita per i Granata che al 15esimo incassano dai locali la rete da parte di Praticò che sembra spianare i biancoazzurri un pomeriggio tranquillo. Ma il Gioiosa invece reagisce subito trovando 5 minuti più tardi il pareggio con Trapani che di sinistro scavalca a buon tempo firmando così l'1-1 e con questo risultato le 2 squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa però è la Sant'Angiolese a rimettere la testa avanti quando Todaro al 50esimo toglie la sicura al destro fulminando l'estremo Granate firmando così il suo primo sigillo in campionato. Il Gioiosa però non ci sta e al minuto 55 acciuffa il nuovo pareggio su calcio di rigore concesso dall'arbitro che giudica falloso l'intervento di Bontempo su Zurka con Balde che dagli 11 metri spiazza con freddezza il portiere per il gol del 2-2. Ma
120 secondi dopo la Sant'Angiolese rimane in 10 uomini per l'espulsione di Monte, che viene sanzionato dal direttore di gara con il secondo giallo della sua partita per un presunto fallo su Trapani. Gli ospiti approfittano subito della situazione, al 73esimo ribaltano tutto con Trapani che al volo col sinistro fa secco Bontempo, mettendo a segno così la rete del 3-2 per i suoi e la sua doppietta personale. Granata che chiudono il derby 2 minuti più tardi, quando Balde di testa anticipa Bontempo, facendo così Sant'Angiolese 2, Gioiosa 4, e per l'attaccante senegalese doppietta personale e 11° sigillo in 4 gare giocate. Il Gioiosa si conferma in testa alla classifica con 12 punti, avendo con 18 reti all'attivo l'attacco più prolifico del girone, mentre la Sant'Angiolese rimane ferma a 2 e incassa la prima sconfitta casalinga. Il Valle del Mela concede il bis anche in campionato e sul terreno amico annienta la Luntina, rilanciandosi in classifica e centrando così la seconda vittoria casalinga di fila dopo quella ottenuta nella prima giornata contro il Lascari. Costretti a giocare senza l'apporto del pubblico per la chiusura degli spalti dell'impianto di Giammoro, con la nostra sintesi andiamo a vedere le 6 marcature che hanno caratterizzato la sfida, un match che si apre già al 10° con il vantaggio ospite siglato da Lima con una magnifica punizione da oltre 30 metri che si spegne all'incrocio dei pali laddove Scibilia non può arrivare. Per l'attaccante classe 95 è anche il primo sigillo in campionato, ma è una gioia che dura poco per la Luntina, costretta 9 minuti più tardi ad incassare il pareggio ad opera di Scattareggia, che dal fondo mette in mezzo trovando anche la deviazione di un difensore per il gol che vale l'1-1 e che di fatto spiana la strada alla rimonta dei locali. Rimonta che per il Valle del Mela si completa al 28° quando Razà al volo col destro spedisce alle spalle di Caruso il 2-1 per i suoi, mentre per l'attaccante ex Promende si tratta del gol numero 1 stagionale. Poi sale in cattedra ancora Scattareggia che al 34° aggancia l'invito di Razà e col destro mette in rete il pallone del 3-1 e della sua doppietta personale. Quindi al minuto 44 il classe 2006 cala il poker con una perfetta conclusione volante sull'assist del solito Razà. Ed infine nella ripresa al 50° completa l'opera superando Caruso con un destro a giro che si insacca all'angolino alla sinistra dell'estremo avversario, firmando così il 5-1, il suo quarto gol personale che gli vale come quinto sigillo del campionato. Con questo successo il Valle del Mela sale in classifica a quota 7 punti, mentre la Luntina, che conosce la prima sconfitta esterna, la seconda complessiva del campionato, rimane ferma a 4 e nel dopomatch sentiamo le voci di alcuni protagonisti. Ancora oggi dobbiamo giocare a porte chiuse, un problema che dobbiamo risolvere e che in settimana mi attiverò per cercare di risolverlo, anche se, per andare a conseguenze estreme, perché sinceramente se si continua così non ha senso che tu hai la squadra nel paese e gli amministratori sono sordi, non ci danno le varie autorizzazioni, anche perché se ora se ne spuntano dopo 4 giornate di campionato che c'è bisogno della licenza della questura e non producono i documenti che ci devono dare, perché la licenza della questura vado e me la faccio fare io perché so come si fa, però ho bisogno dei documenti che dal comune non escono fuori. La squadra si è espresso bene, abbiamo vinto. Voglio sottolineare come ogni anno, questo è il terzo anno, il primo anno abbiamo fatto una squadra di prima categoria con tantissimi juniors e siamo saliti in promozione. L'anno scorso per il primo anno che abbiamo fatto la promozione siamo arrivati sesti e abbiamo valorizzato tantissimi ragazzi, anche la Lega ha dato un premio e siamo arrivati primi. Oggi ti dico che il mio obiettivo come la società è di fare più punti possibile e di valorizzare più ragazzi possibile. È la volta adesso del girone C del campionato di promozione.
Vittoria del Nicosia nel big match contro l'Aci Sant'Antonio, ma guardiamo i risultati di domenica. Real Suttano batte Caggi 2-1, Città di Acicatena Villarosa 1-1, Belpasso FC 2014 batte Città di Calatabiano 1-0, Nicosia batte Città di Aci Sant'Antonio 2-1, Sant'Alessio batte Santa Domenica Vittoria 3-1, Real Aci batte Valdinisi 5-4 ed infine RSC Riposto batte Aci Galatea 3-0. Con la vittoria nel big match contro l'Aci Sant'Antonio, il Nicosia diventa leader assoluto di questo girone C del campionato di promozione. La troviamo infatti in vetta con 12 punti, 10 punti Belpasso FC 2014, 8 punti RSC Riposto, con 7 Città di Aci Sant'Antonio, Villarosa e Real Aci, 6 punti Real Suttano, 5 punti Aci e Galatea e Valdinisi Calcio, con 4 il Sant'Alessio, 2 punti per il Città di Acicatena. Chiudono la classifica il Caggi, Santa Domenica Vittoria e Città di Calatabiano con un punto. Stadio Valentino Mazzola di Gaggi, quarta giornata del campionato di promozione siciliana per il girone C, una vera e propria chiamata alle armi per i giallo-amaranto di mister Camarda, privi di vittorie e successi tra Coppa e campionato in questo inizio complicatissimo di stagione. Schiera un 4-3-3 il tecnico locale di fronte a Vecchio Santitto, Aghero, Di Bartolo e Alaimo, in mediana Cantarella, Mannino e Saglimbeni, tridente composto da Informante, Scalise e Varrica, direzione di gara affidata al signor Mirko Currò di Messina, coadiuvato da Triolo e Miano di Acireale. Di fronte però le ambizioni del Real Suttano. Allora passiamo alle immagini di questa sfida che si apre al quarto di gioco con il contropiede guidato da Caponetto che apre a destra per Tomaselli. Sul secondo palo c'è tutto solo Sabatini, lo scorge il compagno di squadra Sabatino, manda il pallone all'incrocio dei pali col mancino, vantaggio Real Suttano. Ancora una volta il Caggi che soccombe alla prima vera occasione subita, ma prova a reagire al minuto 24 con la palla in profondità di Santitto per Saglimbeni, che trova la chiusura di Cordato, per poco non trova l'autogol di giornata. 40esimo, ci prova Caronia da distanza siderale, potente il suo destro controllato con lo sguardo all'estremo difensore giall'amaranto. 45esimo, rinvio lungo di Noto, la sfera arriva a Caponetto che manda in profondità Tomaselli, trova la respinta di Vecchio sulla quale si avventa Caponetto e 0-2 Real Suttano. Ancora una volta marcature troppo larghe nella difesa giallo-granata. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Dopo 2 giri di lancette e Saglimbeni a imbucare per Scalisi che calcia trovando la provvidenziale respinta da parte dell'estremo difensore ospite Noto. Al 55esimo la gran palla di Saglimbeni per Informante che si incuna in area di rigore, lascia andare il destro all'incrocio dei pari. C'è ancora speranza per il Caggi, la prima gioia stagionale per Informante che accorcia le distanze. Un minuto più tardi ha l'occasione anche per pareggiare la compagine di mister Camarda con Santitto che manda in profondità il bomber Christian Varrica, 2 rimbalzi e poi col mancino strozzato un inquadro specchio della porta. 62esimo, dentro Batticciotto per Informante. 7 minuti più tardi tocca a Condorelli in luogo di Mannino, ma il Real Suttano che torna ad offendere con il campanile di Caronia che arriva a Tomaselli al volo, manda sul fondo, percorre un brivido lungo la schiena di Vecchio. 76esimo, touche di Caronia, arriva ancora una volta Tomaselli sul secondo palo, sempre Vecchio. Ultima speranza dentro Franco in luogo di Aghero. Al 78esimo lancio in profondità però per Tomaselli che prova un pallonetto, si spegne sul fondo, ancora una volta lasciato colpevolmente solo il centravanti ospite. Termina così la sfida. Caggi, Real Suttano e già storia. Si impongono gli ospiti per 2-1 al termine della partita. Le dimissioni di mister Camarda. Un saluto amici appassionati, appuntamento con Mazzola. Alla prossima.
Dopo 2 pareggi consecutivi tra campionato e Coppa Italia contro Sant'Antonio e RSC Riposte, il Rialaci torna in campo a caccia della vittoria, affrontando un avversario tutt'altro che semplice, la Val di Nisi, imbattuta in campionato con un ruolino di match di 2 pareggi e una vittoria. Inizio di partita decisamente favorevole al Real, rimessa lunga di Colletta per Carbonaro che si difende dall'attacco di un difensore, si appoggia sulle mura, il cross sul secondo palo, colpo di destra di Leonardis, traversa con tocco di Cacciola, poi ancora Colletta verso Le Mura che riesce a tenere il pallone in campo, Le Mura all'1 contro 1, prova ancora il cross e guadagna calcio d'angolo. Dalla bandierina va Strano per Tola sul primo palo, il Rialaci ha sbloccato già il punteggio, Marco Tola torna titolare e va subito in gol, 1-0 Rialaci. Strano all'indietro da Tola, poi Sardo al rinvio, intercetta Munafò, uno sguardo a Mazzullo, chiede l'1-2, lo ottiene, Munafò da fuori, sorprende Bucalo, la Val di Nisi ha pareggiato dopo solo 60 secondi dal gol subito, è 1-1. Ancora ospiti in attacco, corner di Ventra, scambia con Arena, Arena di tacco per Ventra che entra in aria, Ventra al centro, non ci arriva nessuno. Le Mura prova a ripartire a destra, capisce tutto Riposo che gestisce bene il pallone e lo smissa sulla destra dove c'è Ventra, Ventra ancora all'1 contro 1, il mancino dal limite, di poco a lato. 35esimo, Cerra con le mani, perde Emanuele, si gira bene, grande lancio per Carbonaro, posizione regolare, Carbonaro, il tocco morbido, Nino Carbonaro riporta avanti il Rialaci, il secondo gol in maglia granata, vale il 2-1. Momento del match in cui il Real è padrone del campo, qui Tola recupera, serve a Le Mura, Le Mura scambia con Carbonaro, ancora Le Mura, salta un avversario, Le Mura dentro per Carbonaro, Carbonaro salta il portiere, prova il tiro, palo, arriva De Leonardis, la mette in mezzo, fuori misura. Ultime battute del primo tempo, Riposo prova l'azione personale, Le Mura gli sradica il pallone e lo serve ad Emanuele, grande aggancio col tacco, poi super giocata e lancio lungo per Carbonaro, splendida giocata di De Emanuele, Carbonaro in aria, la sterzata, il tiro, respinge Cacciola, arriva De Leonardis, facile facile, 3-1 del Rialaci, secondo gol consecutivo per Francesco De Leonardis. Avvio di ripresa deciso della Val di Nisi, Ventra all'1 contro 1 con Valenti, lo raddoppia Cerra, ancora Ventra sul mancino, lo prova a giro, fuori di pochissimo. Risposta immediata del Granata, Le Mura nel cerchio del centrocampo, ancora Le Mura, avanza, perde Emanuele, gran tocco per Carbonaro, Carbonaro entra in area, Carbonaro col destro, spreca malamente, Cacciola rinvia dal fondo per Morabito, scambia ancora con Cacciola, Cacciola sbaglia tutto e Carbonaro ci mette la testa, trova la doppietta tanto cercata Nino Carbonaro, 4-1 per il Real. Primo cambio per Mister Manca, esce un acciaccato Sebi Sardo, al suo posto entra Gabriele Bonnici. 65esimo, punizione di Ventra, al centro, allontana la difesa, poi Puglisi al volo, di testa Morabito dentro l'area piccola, in posizione regolare, e la Val di Nisi riapre i conti, e 4-2. Credono nella rimonta gli ospiti, Munafò, grande apertura sulla destra verso il solito Ventra, ancora a duello con Valenti, spalla a spalla, vince Ventra, che entra in area di rigore, Ventra uno sguardo al centro, basso per Arena, che riporta a -1 la Val di Nisi, 4-3 a Ragalna. Un gol da difendere, fuori De Leonardis, dentro Alessandro De Carlo. Un quarto d'ora alla fine, rimessa lunga di Riposo, all'interno dell'area, tocca Ventra, Parabucalo, ancora Ventra! La Val di Nisi ha trovato il pareggio, clamoroso, 4-4. Partita adesso in parità, può succedere di tutto, rimessa di Colletta, sponda di De Carlo, la calcia lunga Le Mura, verso Carbonaro, testa di Riposo, arriva prima sul pallone Cerra, di prima su Carbonaro. Carbonaro si gira, Carbonaro in aria, Carbonaro va a terra e calcio di rigore, fallo di Riposo per l'arbitro, calcio di rigore per i Rialaci a 7 minuti dalla fine. Dal dischetto De Emanuele, parte De Emanuele che spiazza il portiere, ancora in vantaggio i Rialaci, 5-4, partita incredibile. Altra sostituzione per gli accesi, fuori Colletta per infortunio. E dentro Nicolo Meli, Bucalo va al rinvio lungo nella zona di Carbonaro che prova a mettere giù, poi subentra Le Mura verso Cerra, di prima ancora per Carbonaro sulla tre quarti, Carbonaro ancora lui, prova il tiro,
ci mette il piede Cacciola, dalla bandierina va a Strano, verso Carbonaro, Cacciola con l'aiuto del palo. Altra sostituzione nei minuti di recupero, fuori Luca De Emanuele e prima presenza stagionale per Daniel Manca. Dopo ben 7 minuti di recupero, tante emozioni, tanti gol, ma anche alcuni errori da ambo le parti, finisce questa incredibile e pazza partita. Il Realaci batte la Valdinisi 5-4 e ritrova i 3 punti in campionato. L'attacco continua a convincere, ma bisogna ancora lavorare sul reparto arretrato. Adesso un'intensa settimana di allenamenti per preparare al meglio un'impegnativa trasferta. I Granate infatti andranno a far visita al Villarosa San Sebastiano per cercare di dare continuità alla vittoria odierna e trovare così il primo successo lontano dalle mura amiche. Seconda gara casalinga, secondo successo per la Rousseau Sebastiano, che vince e convince con una grande prestazione contro l'Ace Galatea, squadre che si erano già affrontate nel primo turno di Coppa con i ripostesi vittoriosi sia all'andata che al ritorno, concedendosi poi lo stesso esito anche nello scontro valido per il campionato. Granata reduci dal pareggio interno contro il Caggi per 1-1, soltanto 0-0 per la RSC contro il Belpasso, ma reduci dal duello infrasettimanale contro il Realaci nei 16esimi di Coppa. E lo stadio Luigi Averna di Riposto, campionato di promozione, giornata numero 4, padroni di casa che partono a razzo, al primo affondo Borzi sgasa sulla sinistra come un treno, deviazione del difensore con le mani secondo il direttore di gara, che senza esitare assegna il penalty. Dal dischetto va sempre Giacomo Fisichella, uno sguardo al portiere, poi destro violento ad incrociare, si sblocca il match, la firma, quella del 9 che fa 1-0. RSC col sangue negli occhi, imprendibili, Borzie e Platania sull'out mancino, cross violento sul secondo palo, tocco di Spitaleri e poi capolavoro di Vincenzo Tornitore che fa un gol spaziale per il 2-0. Nel finale di tempo prova a farsi vedere l'Ace Galatea con questa buona iniziativa sulla destra, tiro potente, blocca Cisterna e prima frazione che termina così. Nella ripresa sono gli ospiti ad avere la prima chance e bravissimo qui Indaco a proteggere bene la sfera. Poi da dentro area, tiro col sinistro e ottima risposta ancora di Cisterna. A metà tempo invece Castorena a farsi notare, vola via sulla destra, rientra poi sul piede forte, scarico per Fisichella rimorchio che col destro spacca la porta e fa 3-0. Poco dopo è Borzi a cercare la via della rete, destro potente dal limite, che termina di poco l'arco. Ci prova poi anche Castorina, galoppata, palla al piede, sinistro, che termina alto sopra la traversa. L'ultimo sussulto offensivo è di Platania, che riceve da Borzi. Stop e tiro e quasi sfiora il secondo Eurogol consecutivo. Sarà invece la parata di Cisterna su questo tiro dal limite l'ultimo frame di questa sfida. Triplice fischio al Luigi Averna di Riposto, RSC che vince senza storia volando a quota 8 in campionato e tornerà in campo domenica contro il Real Suttano. Concludiamo il tabellino del campionato di promozione e parliamo del girone D. Anche in questo girone 2 squadre leader, il Frigentini ed il Vittoria, ma guardiamo i risultati. Città di Avola 2020 batte Virtus Ispica 2020 4-1, Città di Canicattini batte Mister Bianco Calcio 2-0, Frigentini batte Villaggio Sant'Agata 6-0, pareggio tra Megara 1908 e Priolo Gargallo, 3-3 il risultato finale. Pareggio anche tra Scicli e Mascalucia Catania San Pio X 1-1. Vittoria batte Pro Ragusa 5-1 ed infine SC Palazzolo batte Vizzini 3-1.
In classifica troviamo due squadre, Frigentini e Vittoria. Appaiate in testa con 12 punti, 10 punti Megara 1908 e Città di Avola 2020, 8 punti Priolo Gargallo, 6 punti il Pro Ragusa insieme al Vizzini Calcio, 5 punti Scicli, 4 punti SC Palazzolo, 3 punti Città di Canicattini, 1 punto Mascalucia San Pio X, chiudono la classifica Mister Bianco Calcio, Villaggio Sant'Agata e Virtus Ispica 2020 con 0 punti. No, vabbè, ci godiamo quello che succede giornalmente, quindi vedo una squadra sempre più unita, più amalgamata, quindi poi i risultati, i frutti sono questi, quindi ci godiamo, ripeto, noi viviamo la giornata come dicevo qualche settimana fa, senza guardare classifiche, senza guardare nulla, noi dobbiamo solo prepararci ad ogni domenica perché ogni domenica è difficile, quindi settimanalmente, settimana dopo settimana ci dobbiamo allenare così come stiamo facendo e poi alla fine ci tiriamo un po' i conti. Stadio Gianni Cosimo di Vittoria, quarta giornata nel campionato di promozione siciliana per il girone D. La Battistrada Vittoria ospita il Pro Ragusa in un derby che ha raccolto oltre 2000 anime ad assiepare appunto lo storico impianto vittoriese. Direzione di gara affidata al signor Francesco Pio Carlo Benvissuto e la sezione di Enna coadiuvato da Florio e Mangiapane di Agrigento si affida a un 3-5-2 mister Ruffini che schiera di fronte a Leuci Pettinato, Sferrazza e Dioppo sulle corsie esterne, Busacca e Russo con Leggio Pira e Mauro in mezzo, tandem offensivo composto da Cannarozzi e Morra. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di silenzio in memoria di Angelo Guastella, storico tifoso biancorosso venuto a mancare in settimana.
Si respira il clima delle grandi occasioni in provincia di Ragusa con tutti i rituali pre-partita, quando grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Andrea Martorano possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida. Pronti e via, e subito un'occasionissima per gli ospiti con Cultrera che, sfruttando un'incertezza della retroguardia biancorosso, testa i pronti riflessi di Leuci al quarto d'ora. Alla prima vera occasione sono per i locali a passare in vantaggio con un'azione sviluppata alla sinistra, sfera lavorata bene da Morra per la corrente Leggio che fulmina Cavone sul suo palo e fa vittoria 1 Pro Ragusa 0. Cinica e spietata la compagine di mister Ruffini, ancora con Leggio che corregge in rete. La perfetta assistenza di Mauro da sinistra al minuto 28 hanno raddoppiato i biancorossi 2-0 al Gianni Cosimo, doppietta del numero 8. Vittoria sbilanciata sulla corsia mancina, binario prediletto per gli uomini di mister Ruffini. Per poco Cannarozzi non trova l'Eurogol di giornata con un magistrale colpo di tacco neutralizzato da Cavone, ed è proprio da un cross da fondo campo ancora dalla corsia sinistra Domenico Cannarozzi di misura corregge in rete per il tris biancorosso. Minuto 39, partita già in ghiaccio. Iscrive il proprio nome nel tabellino dei marcatori anche il numero 9 al 42esimo, però un calo di concentrazione dei locali permette al Pro Ragusa di rientrare in partita. Gennuso raccoglie un cross dalla destra e con un piatto destro buca Leuci. Termina così la prima frazione di gioco, che va in archivio sul parziale 3-1 in favore del Vittoria. Primo cambio per mister Ruffini al minuto 57 che getta nella mischia Erdes per Sferrazza. Ne aveva invece già effettuati 2 nella prima frazione di gioco il collega ragusano. Eccesso di foga gratuito per Mauro però al minuto 61 che scalcia un avversario, conseguente cartellino rosso sventolatogli in faccia dal signor Bonvissuto di Enna. Vittoria costretto a giocare per oltre mezz'ora in 10 uomini, partita corretta fin qui ma che si incattivisce con questo episodio. Cannarozzi prova ad arrivare su un pallone vacante scalciato da un avversario, ne approfitta allora Morro che sprinta in area, atterrato malamente, calcio di rigore per il Vittoria. Trasformazione impeccabile del numero 10 vittoriese Pira che spiazza Cavone per il poker bianco-rosso. 4-1 al Gianni Cosimo. Termina la partita intanto di Busacca al minuto 67 al suo posto dentro Campanaro. Nel finale da segnalare la standing ovation riservata dal tecnico biancarosso a Cannarozzi al suo posto dentro Pollara. Minuto 83, scampoli di gara anche per Barresi che prende il posto di Russo. A 5 dal termine però è Leggio a provare a portarsi il pallone a casa con una bordata dai 25 metri che termina sull'esterno della rete. Poco prima del termine del tempo regolamentare Leuci controlla invece con lo sguardo un tiro scagliato al limite da parte di Ambrogio al secondo di recupero. Applausi scroscianti anche per Leggio al suo posto dentro da Costa. Vittoria che tiene bene il campo nonostante l'inferiorità numerica, e questa volta con Morra sigla il pokerissimo di giornata, e su questa esultanza di squadra termina la partita. Vittoria Pro Ragusa è già storia. Altri 3 punti messi in cascina dagli uomini di mister Ruffini che guardano tutti dall'alto verso il basso del girone D di promozione. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Abbiamo concluso con i 4 gironi del campionato di promozione. Adesso come al solito arriva il rullo del campionato di prima categoria.
Benvenuti dall'Ambiente Stadium per Nuova Peloro Real Gescal, seconda giornata del girone C di prima categoria. Nuova Peloro che schiera D'Amore, Manzella, Papale, Manciagli, Caristi, Ardiri, Costa, Russo, Mamone, Cardia e Latteri. Risponde il Gescal con Billè, Mannino, La Fauci, Federico, Ferrara, La Paglia, Molonia, Monaco, Cocuzza, Ratti e Siano. Incontro che sarà diretto dal signor Francesco Rao della sezione di Messina. Squadre che entrano adesso in campo, sistema il pallone Rao, saluti fra le due formazioni e poi si può cominciare tutta la carica della Nuova Peloro per questo primo impegno casalingo. E fischia Rao, comincia ufficialmente Nuova Peloro Real Gescal. Possesso Real Gescal, viene servito Molonia, lo scarico per Monaco, ancora Monaco, vuole il pallone profondo sul secondo palo, c'è l'anticipo, poi prova la conclusione Siano, che manda il pallone alto sopra la traversa. Prima grande occasione per il Real Gescal. Punizione affidata alla Fauci, c'è il colpo di testa ad allontanare, ancora la Fauci dalla lunga distanza, ma si salva così la Nuova Peloro. Prova ad avanzare la Nuova Peloro, chiede il pallone Russo, controlla l'otto, torna da Mamone, ancora Mamone, una finta, vuole il pallone in mezzo, riesce a trovare Cardia, cerca spazio il 10, ancora Cardia. Una grande occasione per il 10 che va vicino al vantaggio. Punizione per il Real Gescal, parte la Paglia con il destro, c'è la traversa, prova ad arrivare Siano ma perde l'equilibrio all'ultimo. Si dispera giustamente la Paglia per il gol divorato dal Real Gescal. Rivediamo il tiro, la traversa e poi Siano che all'ultimo perde l'equilibrio. Vuole il pallone Ciccio Cardia e fa avanzare la Nuova Peloro, c'è la sventagliata nella zona di Papale, prova ad uscire Billè, c'è il colpo di testa di La Fauci, ancora La Fauci a chiudere su Papale, rimedia all'errore il numero 4. Rimessa laterale per la Nuova Peloro che prova a costruire dalla destra, c'è il traversone, stacca Russo che non la prende di testa ma di schiena e va vicino all'1-0. Punizione per la Nuova Peloro, si incarica della battuta Caristi che gioca corto con un compagno, ancora Caristi, vuole il suggerimento verticale, attenzione all'inserimento di Latteri, a tu per tu con Billè, ancora Latteri! Fermato soltanto dal palo ed è disperazione ancora per la Nuova Peloro. Si torna in campo per la ripresa, Real Gescal che muove il primo pallone del secondo tempo. Punizione per la Nuova Peloro sul punto di battuta Cardia, occhio al pallone in mezzo! La tocca Mamone ma non riesce ad indirizzare, ma c'era comunque il fuorigioco chiamato da Rao. Gentile lavora un pallone sulla destra ma recupera la formazione ospite che adesso prova a ripartire dalla propria metà campo. Qui però c'è l'errore, recupera Costa che smista il pallone nella zona di Cardia, avanza Cardia, prova il tiro col destro e c'è la grande parata di Dino Billè che allunga il pallone in corner. Rivediamo la botta da fuori di Cardia e poi il riflesso di Dino Billè. Prova ad avanzare il Real Gescal, legge tutto però Manciagli che adesso può far ripartire la Nuova Peloro. Occhio al suggerimento nella zona di Gentile. Gentile tenta il traversone in aria ma non trova compagni liberi per colpire. Tiene il pallone fra le mani Billè, prova il lancio lungo, la sfera arriva già nella metà campo della Nuova Peloro, c'è una deviazione che favorisce Siano, il controllo di Siano, supera diversi avversari Siano, poi prova il tiro e batte D'Amore per l'1-0 del Real Gescal, la sblocca, così l'attaccante che viene celebrato da tutti i propri compagni di squadra, cambia il parziale all'Ambiente Stadium, è 1-0 per il Real Gescal. Rivediamo lo sguardo verso la porta di Siano e poi il destro che ha battuto D'Amore per l'1-0. Prova a rispondere la Nuova Peloro, c'è il cambio di gioco nella zona di Manzella, ottimo lo stop del 2, pallone a rimorchio per Mamone che manda la sfera alta a pochi passi da Billè. Prova il lancio il Real Gescal ma c'è il colpo di testa di Manciagli, recupera il pallone Ardiri che prova a scambiare con Mamone, Mamone mette un pallone in avanti, un po' di confusione, pallone che arriva a Bardetta, Bardetta col destro, pareggia così la Nuova Peloro e lo fa grazie al 19 che rimette le cose a posto e 1-1 all'Ambiente Stadium, ha segnato Francesco Bardetta. Rivediamo il movimento di Bardetta che ha battuto Billè per l'1-1. Occasione per la Nuova Peloro in zona d'attacco, c'è un calcio di punizione interessante ed è pronto a partire Ciccio Cardia. C'è la conclusione diretta in porta, risponde Billè e poi ancora Billè su Bardetta. Doppio intervento fondamentale di Billè che ha salvato il Real Gescal. Rivediamo la prima conclusione di Cardia deviata da Billè e poi il tap-in
Ancora una palla inattiva per la Nuova Peloro, sempre Gardia sul punto di battuta, pallone sul secondo palo, c'è lo stacco di testa, ma è reattivo, sempre Billè. Qui rischia il Real Gescal che adesso prova a ripartire, c'è un calcio di punizione fischiato contro la Nuova Peloro, ma Rao dice che può bastare così. Finisce 1-1 all'Ambiente Stadium dopo la sconfitta subita contro il Torregrotta. La Nuova Peloro centra il primo punto della sua nuova stagione. Dopo la rete di Siano ha segnato anche Bardetta. Il Monforte impone la legge del Mariano Oddonia, batte nello scontro al vertice il Melas e bissa così la vittoria ottenuta nella prima giornata di campionato a Falcone. Un match che il Monforte mette comunque subito in discesa dopo 6 minuti, quando Bartuccio raccoglie la sventagliata di Maurizio Dall'Oglio e con un perfetto pallonetto scavalca Messina, firmando così l'1-0 per i suoi e il suo primo sigillo in campionato. Locali che al 12° potrebbero raddoppiare, ma la zuccata di Dama è messa in angolo da Messina. Poi però il Melas inizia a spingere dopo la stoccata di La Maestra che si perde fuori di un soffio e le conclusioni di Motta al 17° e quella di Ruggeri 3 minuti più tardi, disinnescate da 2 super interventi di Celona. I neroverdi acciuffano il pareggio al minuto 21 con Arnone che dal limite fa secco Celona per il gol dell'1-1 e che gli vale come primo sigillo stagionale. Non ci sta il Monforte che al 23° avrebbe subito la chance del nuovo vantaggio, ma il destro volante di Muro salta le doti di Messina che si salva in angolo. Dall'altra parte non si può distrarre Celona, costretto a bloccare in tuffo il sinistro di Arnone. Nella ripresa però al primo affondo il Monforte si riporta in vantaggio quando Muro anticipa tutti al volo col destro, mette alle spalle del portiere. L'invito di Milano facendo così Monforte 2, Melas 1 e gioia irrefrenabile per il classe 97 che poi ha una dedica speciale per la sua prima rete in campionato. Il Melas è comunque in partita e al 61° il destro dal limite di Lipari esce sul fondo non di molto. Insiste la squadra di Rocco Pino che un minuto dopo reclama anche un rigore su Ruggeri, ma il direttore di gara lascia giocare. Così 10 minuti più tardi il Monforte fa centro con la Spada che appostato al secondo palo spedisce in rete di testa il perfetto cross di Bartuccio, firmando così il 3-1 e il suo primo timbro stagionale. Nel finale ancora locali minacciosi con Muro che al 78° chiama nuovamente Messina agli straordinari e infine al minuto 93 la squadra di Cambria chiude i conti con Peppe Dama che scaraventa alle spalle di Messina il gol che fissa il punteggio sul 4-1 per i suoi, mentre per il bomber mamertino è la seconda rete consecutiva dopo quella decisiva di Falcone. Stagione 2023-2024, prima categoria siciliana, girone per la seconda giornata l'FC Grevina ospitava allo Giacomo Matteotti una nobile decaduta, l'Atletico Catania. Purtroppo anche in questa occasione, come 7 giorni fa a Palagonia, la squadra di mister Ferlito è stata sconfitta, questa volta con il punteggio di 2-1 maturato nei primi 45 minuti. La prima occasione della gara al secondo minuto per la squadra ospite, il pallone toccato da Costanzo per Cavallaro, la palla che giunge a Barbanti che la mette dalla parte opposta per Licciardello che mette la palla al centro con Basile che in uscita va a bloccare la sfera.
Quarto minuto, calcio d'angolo per l'Atletico Catania, si incarica della battuta il numero 10 Licciardello, la palla messa al centro area termina fra i piedi di Nobile che calcia a botte sicura, ma c'è il miracolo di Basile e poi la difesa biancoverde allontana la sfera. Quinto minuto, Cavallaro sulla destra per Barbanti che allunga per Costanzo che mette la palla indietro per il numero 8 Lavenia. Lavenia vede l'inserimento sulla destra di Cavallaro che effettua questo tiro che termina al lato della porta di Basile. Decimo minuto in corso, ottimo lavoro sulla fascia sinistra per il numero 10 Licciardello che effettua questo traversone per il colpo di testa di Costanzo che va a sfiorare il palo alla destra del portiere gravinese Basile. 12° minuto, la squadra ospite passa in vantaggio. Spampinato conquista questo pallone sulla fascia destra, vede l'imbucata di Barbanti, il numero 7 si porta fin sulla linea di fondo, mette il pallone al centro area dove il liberissimo Costanzo di testa mette la sfera alle spalle del portiere Basile e così al 12° minuto l'Atletico Catania passa in vantaggio con la rete del suo attaccante principe, il numero 9 Costanzo. 15° minuto, arriva il raddoppio per la squadra ospite. Calcio d'angolo battuto dal numero 10 Licciardello, la palla messa al centro area, su tutti svetta anche questa volta il numero 9 Costanzo che mette la palla alle spalle di Basile per la sua doppietta e per il raddoppio della squadra ospite dell'Atletico Catania. 17° minuto in corso, da questo calcio di punizione battuto da Giuseppe Marchese, la palla va a centro area, batti e ribatti con la difesa dell'Atletico che non riesce ad allontanare la sfera, la palla infine giunge al numero 6 Isaia che dal limite dell'area lascia partire un tiro che si insacca alle spalle di Tripoli e così la squadra biancoverde riapre la partita portandosi sull'1-2 al 17° minuto della prima frazione di gioco con la rete di Isaia. 24° minuto, con il Gravina sbilanciato per tentare di trovare il pari, l'Atletico riesce ad andare in contropiede da Costanzo al numero 11 Cavallaro che effettua questo tiro che termina di poco al lato della porta di Basile. Minuto 36, Capitan Viola mette in aria questo pallone su calcio di punizione, il colpo di testa di Isaia, l'intervento del portiere ospite Tripoli che blocca la sfera. 41° minuto, ancora un'occasione per l'Atletico Catania, il lancio del numero 5 Zuccara per il numero 11 Cavallaro che si presenta davanti a Basile che però esce tempestivamente e mette la sfera in calcio d'angolo. 50° minuto in corso, da Isaia d'Abramo che mette questo pallone in area di rigore per Penna che tenta di superare Tripoli che però lo anticipa in calcio d'angolo. Minuto 61, il numero 8 Laveni conquista questo pallone nella propria metà campo e fa partire un'azione d'attacco per la squadra ospite, vede l'inserimento sulla destra di Spampinato, serve il numero 2 che si presenta davanti a Basile con questo tiro ma c'è l'ottimo intervento del portiere gravinese che respinge la sfera. Minuto 88, ancora l'FC Gravina in avanti dalla fascia destra, questo traversone di Condorelli per il colpo di testa di Di Paola che termina però tra le braccia di Tripoli. In pieno recupero parte questa azione di contropiede della squadra ospite, Sciuto ruba questo pallone, si presenta davanti a Basile e tenta di superarlo con questo pallonetto ma il portiere gravinese è bravissimo a intervenire e a mettere la sfera in calcio d'angolo. E dopo aver concesso 8 minuti di recupero, il signor Puglisi decreta la fine di questo incontro fra l'FC Gravina e l'Atletico Catania, giocato al Comunale Matteotti di Gravina di Catania. Le reti tutte nella prima frazione sono state la doppietta di Costanzo per la formazione ospite e la rete di Isaia per la squadra di Mister Ferlito.
concludiamo la puntata odierna on demand di Penalty, che ritornerà chiaramente la prossima settimana, puntuali naturalmente sul canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo, ma anche sulla pagina Facebook Penalty e sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Voglio anche ricordarvi che siamo visibili in versione on demand anche sul canale HBB TV del canale 15 di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana.